Questo è un impegno dell'azienda che sta accogliendo le necessità in modo puntuale, nel caso specifico di 2 pazienti, Elisa e Barbara, che hanno evidenziato una loro necessità. Vogliamo far diventare un elemento puntuale un piano di lavoro, che vuol dire organizzare e governare a livello di azienda le attività assistite con gli animali. Questo perché, se vi ricordate, uno dei principi che vogliamo adottare è il concetto di umanizzazione delle cure. Questo è un esempio tipico di come si può umanizzare la cura, che può avvenire in 2 modi: perché ci chiede il paziente, oppure perché i nostri direttori di struttura consentono, come nel caso della psichiatria, nel caso della pediatria, ma anche dei centri diurni, quindi non solo ospedale ma anche il territorio, ci consentono di utilizzare queste attività assistite con gli animali per poter consentire al nostro paziente di essere più sereno e affrontare meglio quello che è il suo percorso di cura. Una sperimentazione che prenderà il via dall'oncologia. Sì, allora abbiamo 2 progetti di sperimentazione, partendo dall'area oncologica, e quindi cercare di trovare un setting assistenziale che consenta al paziente di avere il proprio cane d'affezione durante la chemioterapia, e questo prevede però delle verifiche dal punto di vista tecnico ma anche organizzativo, che devono consentire sia al paziente che ha richiesto sia agli altri pazienti di poter svolgere e ricevere le cure nel migliore dei modi. Dall'altra parte un progetto che vede di più la richiesta di supporto da parte delle associazioni, che riguarda la possibilità per sempre più numerose famiglie mononucleo che magari hanno un cane d'affezione, durante un ricovero di poter far alloggiare l'animale all'interno di quelli che sono delle strutture che devono avere requisiti specifici, e quindi non preoccuparsi durante il ricovero di dove poter lasciare il proprio animale, perché sappiamo che poi le difficoltà durante il ricovero acuto non è programmabile. Ecco quindi che un supporto anche per queste famiglie riteniamo che sia una visione di umanizzazione delle cure a 360 gradi.